Poi Lotta riconquista palla, attenzione Rinaldi, pallone in mezzo, l'autogol di Gentile. Arriva al secondo minuto il vantaggio dell'Itexonei. L'ultimo tocco è sembrato di Gentile. Sfortunato in questo caso il giocatore giallonero. Favoccia lancia a cercare Rinaldi, la tocca, il pallone che esce di pochi centimetri. Aspettiamo solamente il fischio dell'arbitro, arriva adesso, parte Mazzotti, serve Granato, adesso Rinaldi, il tiro, la deviazione, Mazzotti, esce Cianci, sempre provvidenziale il numero 12. Granato cerca Rinaldi, l'ottimo controllo, Rinaldi il tiro, ancora Cianci. Ridenti, pallone per Pergola, il tiro, Favoccia con la mano. Poi riparte Caruana, lo slalom, pallone per Sabatino, ancora Cianci. Ma ancora Virtus Ostia con Caruana, giocata di Caruana, slalom e gol! Un gol fantastico! Caruana, azione personale al 21esimo, Virtus Ostia 2, Itexonei 0. Ancora Corsaletti, l'anticipo, Piciucchi, Corsaletti, Favoccia super! Che parata di Favoccia! Si riparte. Ridenti, Scarcia, pallone per Pergola! La riapre Pergola! Il gol del numero 9, 1-2, accorcia le distanze l'Itexonei. Pergola, ancora Ridenti, grande palla, Ridenti, il tiro, il gol di Ridenti, 2-2. Per Pergola, di testa l'assist per Corsaletti che non trova il gol del 3-2, grande chance per mettere la freccia e passare in vantaggio.
Favoccia, il gol di Pergola! 3-2, doppietta di Pergola sull'errore di Favoccia. Il numero 9 mette la freccia, sorpasso Onei. Comincia da Favoccia, la profondità, Sabatino non trova l'impatto, Gianci, Sabatino! 3-3, ritorna in parità il derby. Il gol di Sabatino sull'errore di Gianci. Parte, va direttamente in porta, Gianci si distende e la mette in calcio d'angolo. C'è Pergola che può tirare il tiro, la respinta, Ridenti, prova Ridenti, il tiro, Favoccia. Calcio d'angolo Onei, pallone in mezzo, Gentili, Gentili! Ancora avanti, ma ha fischiato. Attenzione, è gol, tutto regolare, 4-3 per l'Itex Onei. Arriva il fischio, parte Rinaldi contro Cianci, Cianci para! Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara, l'Itex Onei espugna il campo della Virtus Ostia per 4-3, si aggiudica il derby e conquista il primo successo in trasferta del suo campionato. La squadra l'ho vista entrare forse che non c'aveva il giusto appiglio, che è un derby poi di Ostia, ben sentito, c'era mezza Ostia qui fuori. Nell'intervallo ho usato parole forti, spero che i miei ragazzi non si siano offesi. E credo di no, perché poi me l'hanno dimostrato in campo, che sono degli uomini e dei giocatori, quindi io li ringrazio tantissimo. Noi abbiamo delle difficoltà, io e il mio vice con Massimo Minicucci sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, mancano delle situazioni che dovremo ogni settimana lavorarci sopra. Però oggi non c'era un discorso di lavoro settimanale, oggi c'era il derby. E il derby, come dicono molte persone, bisognava vincerlo in qualsiasi modo. Però i ragazzi mi hanno dato retta, il secondo tempo cambiato proprio ritmo, a due tocchi. Abbiamo fatto la palla sul lato opposto, eravamo sempre liberi. Il primo tempo eravamo lenti, compassati, non riuscivamo mai a far girare sta palla. Quindi sono stati bravi. Durante il primo tempo, diciamo, loro sono stati un po', ci hanno concesso tante palle gol. Noi lì siamo andati 2-0, potevamo andare anche 3-4-0, è stato lì l'errore nostro. Non è mai chiusa la partita, c'è sempre il secondo tempo da fare, però se vai sopra, quando cominci ad andare sopra 3-4 gol, per gli altri comincia a essere difficile. E noi lì abbiamo un po' bravura del portiere loro Cianci, un po' colpa nostra, mia, che ho sbagliato un paio di gol, un po' dei miei compagni e così. Poi al secondo tempo siamo entrati un po' così in campo, abbiamo subito sta rimonta. E poi ci abbiamo provato fino alla fine a giocarcela e gli episodi l'hanno decisa e peccato, è andata così.